Buongiorno a tutti ragazzi, ancora un altro asteroide ragazzi è in arrivo sulla Terra, quindi stavolta a parte Apopis del 2029 ragazzi che ha un rischio molto elevato, ce ne sarebbe ancora un altro, però dicono che sia molto più, diciamo che non dovrebbe colpirci. Comunque l'asteroide si chiama 2009 GF1 e passerà ragazzi 6 di maggio del 2022. È più o meno grande ragazzi, più o meno 130 metri diciamo, quindi rischia di schiantarsi sulla Terra il 6 di maggio del 2022, quindi diciamo può distruggere tranquillamente una città, un'intera città ragazzi, anche se dicono che le probabilità di colpirci sono poche, però ragazzi sinceramente non mi sono mai fidato di quelli della NASA, quindi figuriamoci se adesso mi fido ora, quindi non ho mai tenuto, ciao Astro, non li ho mai tenuto, diciamo, in considerazione anche perché non hanno mai detto nessuna verità. Quindi questo sasso spaziale è noto come 2009 JF1 è grande ragazzi come la piramide di Giza e in caso di impatto sarebbe in grado, come ho detto, di distruggere un'intera città, sprigionando diciamo un'energia di 230 kilotoni. E fai bene, Astro. Anche se le probabilità di colpirci sono poche, quindi però giustamente ragazzi, quando lo dice la NASA, sinceramente io non ci credo, quindi dicono che la possibilità sia una su 3800, quindi si tratta di un rischio diciamo poco significativo, d'accordo? Se dicono la verità e se non lo dicono poi. Quindi diciamo che secondo loro staremo ben lontani da un suo impatto, però è sempre un sassolino di 150 metri, non è che è fatto una pietra, quindi può distruggere un'intera città, ragazzi. Quindi, infatti, ecco qui perché sto facendo la traduzione, ragazzi, supererebbe senza problemi l'atmosfera terrestre e all'impatto sarebbe in grado di sprigionare una forza di 230 kilotoni, pari più o meno, ragazzi, a 230.000 tonnellate di tritolo, quindi una cosa così, ragazzi, diciamo 15 volte più potente della bomba atomica Little Boy, che il 6 agosto fu lanciata su Hiroshima. Sì, sì, stavo dicendo, Astro. Quindi dicono che le probabilità sono poche, però ragazzi, ciao Domitilla, io non è che mi fido tanto, quindi anche perché anche il fatto di Apopis, diciamo, la NASA è passata alla storia. Infatti tutti i russi sono convintissimi, anzi sono convinti, ciao Alessandro, che Apopis, ragazzi, impatterà il 13 di aprile, ciao Jasmine, del 2029 al 100%. Invece la NASA e la ESA smentiscono questa teoria dei russi. Anche se in realtà, ragazzi, ciao Vittorio, buona giornata. Se Apopis, ragazzi, ma ritorniamo allo stesso discorso di prima, passerà dove stanno i satelliti, no? Quindi sta molto vicino a noi. Ditemi voi come fa a non colpirci. Cioè i satelliti stanno proprio vicini a noi. Immaginate Apopis quanto è grande se non ci colpisce. È impossibile che non ci colpisce. Fortunatamente, ragazzi, l'impatto non è a livello globale, cioè distruggerà due o tre nazioni, questo è poco ma sicuro. Non ci sarà il famoso tsunami che abbiamo visto nei film, quindi state tranquilli che non succederà. Sì, sì, è un'attrazione, ma è troppo grande, verrà attratto per forza, dicono i russi, è troppo grosso. Quindi passando vicino ai satelliti di comunicazione nostri, ragazzi, al mille per mille i russi dicono che sarà attratto dalla Terra, quindi non ci sta via di scampo. Però ripeto ragazzi, questo non è allarmismo, questo è solo che Apopis comunque non distruggerà la Terra, quindi è poco ma sicuro che la vita comunque continuerà.
Quindi peccato dove colpirà, questo è poco ma sicuro. Speriamo che perlomeno fanno un'evacuazione di massa. Sì, Astro, ma è così. Io lo sto dicendo che secondo me saranno un anno che sto dicendo sta Popis. Facciamolo al Vaticano. Eh sì, ma fammene andare prima a me, no? Ciao Maria. No, fammi andare prima a me. Quindi diciamo che Apopis, se impatterà, ragazzi, non farà la fine del mondo. Partiamo da questi, eh. Quindi non farà questa onda gigantesca chilometri dello tsunami, no? Perché data la sua massa e data la sua forza come arriverà, diciamo che non provoca, giustamente farà un'onda, ragazzi, non è che non farà uno tsunami, ma non di quelli che abbiamo visto nei film, capite che voglio dire? Cioè lo farà, ma non come si vede nei film tipo catastrofici. Ma sicuramente allora il problema non è dove cadrà, sicuramente nell'oceano, ragazzi. Diciamo che l'80% la probabilità è l'80% è l'oceano, quindi sicuramente in mare. Quindi diciamo che sarà molto raro che colpirà la Terra, però può succedere. Poi bisogna purtroppo calcolare la traiettoria, quindi però siccome la Terra si può dire che è quasi tutta acqua, deve cadere per forza maggiore nell'oceano, quindi è probabilmente se sarà così. No, Alessandro, sbaglia, anche io mi credevo che ci sarà uno tsunami, non è vero, perché ho approfondito, diciamo, la cosa, non caso nessun tsunami gigantesco, no, perché stesso l'impatto che sprofonderà sottoterra nel mare non avrà la forza di fare lo tsunami. L'onda ci sarà, un'onda, ma non come abbiamo visto ragazzi nei film di fantascienza, questo voglio dire. Quindi ci saranno sicuramente delle nazioni distrutte, due o tre sicure. Diciamo che Apopis, ragazzi, può distruggere l'America, compresa il Canada. Quindi, tanto per fare un esempio banale, quindi calcolate tutta l'America con il Canada. Questo potrebbe fare il famoso Apopis. Quindi distruggerebbe 54 stati più il Canada. Quindi questa è la sua forza. Non provocherebbe nessun tsunami gigantesco. Giustamente per 2 o 3 anni, ragazzi, il sole si oscurerà. Questo è poco ma sicuro, quindi per 2 o 3 anni diciamo che avremo un inverno più rigido. Quindi è questo, diciamo, quello che può succedere. Sì, la Terra ne risentirà, sì, per forza, perché il Sole verrà oscurato da tutta questa materia che andrà in giro, quindi questo vapore, questa terra che sprigionerà colpendo il mare oppure la terra, quindi in effetti lo farà questo, quindi per un paio d'anni credo che il Sole non lo vedremo tanto bene, cioè sarà offuscato da questa polvere che è salita in cielo, quindi diciamo che non è che proprio che andremo bene bene bene, però a come avevano detto, sì, ci saranno sicuramente scosse di terremoto quasi ovunque sicuro, questo è poco ma sicuro, però non distruggerà come hanno fatto vedere certi ragazzi su YouTube il pianeta Terra, visto quando brucia tutta la Terra e finisce il mondo. No, questo no, ragazzi, questa per fare una cosa così, ragazzi, ci vuole davvero un sasso gigantesco. Per fare quello che abbiamo visto ci vuole almeno un 15 km. Quindi per avere proprio la distruzione del pianeta, ragazzi, ci vuole un sasso spaziale di una quindicina di chilometri. Sì, sì, no, no, bravo. Allora, TT, com'è? Se sarà 15 chilometri, allora sicuramente sarà come il film 2012. Ma purtroppo non è così, perché questo qui è scarso 400 metri, quindi perciò ti ho detto non accadrà nulla di che. Potrà buttare una nazione tipo l'America per terra, ma non il mondo. Però ragazzi ci mancano ancora 10 anni, quindi diciamo che hanno ancora 10 anni per fare un po' di protezione, può darsi che in 10 anni riescono a deviare, che ne so, a romperlo, adesso io questo non lo so, però hanno tempo 10 anni per studiare qualche tecnologia per in caso di collisione di allontanarlo dalla rotta, diciamo, della Terra.
Quindi diciamo che il tempo a disposizione ci sta, sono 10 anni. Quindi, lo so, Astro, che ci sta il problema di Yellowstone, perché se cadrà proprio là, mi immagino, sì, dopo lo controllo perché non ce l'ho acceso, mo. Proprio questo è il problema, che Yellowstone sicuramente ne risentirà di una cosa così. Però ragazzi, diciamo che il fatto che dicono che Apopis non è pericoloso, quella è proprio una bugia, proprio. Questo qui, può darsi questo video che ho fatto adesso di questo pianeta, di questo asteroide, vabbè, questo passerà sicuramente lontano da noi, non influenzerà, anche se hanno detto che, però voglio, diciamo, se hanno detto una bugia, hanno detto di un po' di meno, però ci passerà sicuramente questo, non ci colpirà. Il problema maggiore è Apophis, come ho sempre detto, ragazzi, quello fa paura perché passerà troppo vicino alla Terra, quindi, e l'hanno detto pure loro, eh. Non è che lo dico io qua l'hanno detto loro, cioè passerà proprio vicino, vicino, vicino. Quindi passerà dove stanno i satelliti di comunicazione, i satelliti del telefono, cioè lo vedremo passare, ragazzi, sto coso gigantesco, quindi penso che sarà pure visibile a occhio nudo, perlomeno credo, perché ai satelliti. Ma Hubble deve vedere Hubble al finale. Sì, sì. Quindi diciamo che è così, ragazzi. Quindi diciamo che il pericolo arriva proprio nel 2029, anche se ci sta 10 anni ancora di tempo, però passeranno pure questi 10 anni al finale, non è che non passeranno. Quindi spero che i russi, la NASA, la ESA, il Giappone, la Corea, tutti quanti che stanno facendo sta corsa sulla Luna, su questo, su quello, trovino qualche cosa per deviare qualche asteroide. Io non dico di disintegrarlo perché credo che sia impossibile. Secondo me puoi sparargli tutto quello che vuoi contro e non gli farai nulla. Quindi, e questo è un proiettile che sta diretto sulla Terra, che cosa ci fai? Già, questo è vero, adesso devo vedere Astro dopo, per curiosità, Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e ci sentiamo al prossimo video, dai. Vediamo che riusciamo a trovare, sempre comunque. Voglio vedere un po' Yellowstone, come ha detto Astro, voglio vedere un po' la situazione come sta. Voglio vedere che cosa ci sta come aggiornamento, diciamo. Vabbè, Domiti, abbiamo sempre distrutto, mica abbiamo mai salvaguardato. Anche l'Amazzonia ultimamente la stiamo distruggendo, siamo sempre noi. Poi dicono la deforestazione, sì, ma la facciamo noi. Guarda, Jasmine, è vero che il pianeta ha dei cicli, però un po' ce l'abbiamo messo pure noi, eh. Quindi non diciamo è un ciclo che compie la Terra, questo è vero, sì, però un po' ce l'abbiamo pure messa noi. Quindi è ciclico, sì, come qualcuno dice Giuseppe, ma questo sì è ciclico, d'accordo, però alcune cose le abbiamo fatte noi uomini, quindi non diamo la colpa solo al pianeta. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti e ci sentiamo dopo. Ciao, un saluto a tutti. Ciao Astro, ciao Domitilla, ciao a tutta. Ma no, 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 non ci sta Avvocatella, no, Alessa non è entrata, no. Ma forse sarà andata a prendere i bambini a scuola, sicuramente, a quest'ora, poi sono le 2. Sicuramente sta con la macchina avanti e indietro a pigliare i figli. Ciao ragazzi.